Ben ritrovati dalla redazione. La Capitaneria di Porto di Trieste è intervenuto in soccorso di un nattante di 8 metri battente bandiera polacca con 2 persone a bordo che hanno segnalato un principio di incendio in barco d'acqua a causa di un'avaria al motore. La richiesta di soccorso è stata ricevuta tramite chiamata al numero unico emergenza 112. È stata disposta l'uscita di una motovedetta di grado che si è diretta verso la posizione comunicata a circa 7 miglia dalla costa. Inoltre sono state allertate la centrale operativa del Comando Generale di Roma e la Guardia Costiera slovena, che ha anch'essa attivato una propria motovedetta. Durante l'intervento è stato accertato che, domato il principio di incendio, l'unità in avaria aveva a disposizione un solo motore funzionante. In accordo con le autorità slovene si è proceduto a far rientrare la motovedetta slovena mantenendo in scorta insieme al mezzo nautico FF 1114 dei Vigili del Fuoco, intervenuto anch'esso. L'imbarcazione ha ripreso la navigazione a bassa velocità verso il villaggio del Pescatore, dove è stata scortata in sicurezza con la sostituzione della motovedetta di grado nel tratto finale della navigazione. Intitolata ufficialmente ieri pomeriggio la rotatoria tra le vie Flavia Carletti Cabotto e Strada della Rosandra a Trieste a Ernesto Illi, nel centenario della nascita dell'imprenditore del caffè triestino. La cerimonia di intitolazione della rotonda Ernesto Illi è avvenuta con lo scoprimento della targa della segnaletica da parte dell'assessore alle politiche e dei servizi sociali Sandra Savino e del presidente di Illi Caffè Andrea Illi, alla presenza dell'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, in rappresentanza della giunta regionale, del presidente del consiglio regionale Mauro Bordin e del sindaco di Muggia Paolo Polidori, presenti la moglie Anna Rossi Idli, la figlia Anna e diverse decine di dipendenti del vicino stabilimento Illi Caffè. 2 episodi denunciati si aggiungono a una lunga lista di furti di appartamento a farne le spese la Bassa Friulana. Il primo episodio ha avuto luogo a Palazzolo dello Stella, mentre il secondo a San Giorgio di Nogaro. A fare le spese del primo furto un uomo residente a Palazzolo, classe 1947. Dopo aver forzato un infisso, i malviventi si sono introdotti nell'abitazione, dalla quale hanno sottratto 5.000 euro in contanti e 2 quadri di pregio. Anche nel secondo caso è stato divelto il telaio di una finestra. I ladri sono penetrati nell'abitazione di un uomo originario di Palmanova, sottraendogli i monili in oro e 2 orologi che non avrebbe quantificato in valore. Entrambi i proprietari non erano assicurati contro i furti. Sui casi indagano i carabinieri della stazione di Rivignano Teor. Con il Residence 124 viene valorizzata l'offerta turistica di Lignano Sabbiadoro, puntando su bellezza architettonica e sostenibilità ambientale. Questo intervento dimostra come investimenti privati di qualità possano contribuire in modo concreto alla crescita del territorio. Così l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini è intervenuto a Lignano Sabbiadoro all'inaugurazione di Residence 124, nuovo complesso residenziale che sorge lungo Viale Europa. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Al mattino cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità, specie sulla zona montana, dove a partire dalla Carnia saranno possibili rovesci e temporali che potranno interessare in serata e nella notte anche le altre aree della zona montana, la pianura e la costa, venti di brezza. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura fra 16 e 19 gradi, sulla costa fra 19 e 22, le massime in pianura fra 29 e 32, sulla costa fra 28 e 30 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.